Bentornati sul canale dell'azienda agricola Venture. Come ogni venerdì condividiamo con voi un po' i lavori che stiamo facendo e in questo video andiamo a monitorare alcune piante in un vigneto dove avevamo avuto un po' di problemi con il mal dell'esca. Ci troviamo in un vigneto di Merlot, ormai pronti alla vendemmia. Come vedete abbiamo alcune fallanze, quindi alcune viti che sono morte, e quindi ci crea qualche problema, qualche preoccupazione per il futuro. Avete già visto un po' come noi andiamo a lavorare per cercare, diciamo, di combattere queste fallanze, quindi andare a rimpiazzare le viti attraverso l'acquisto di barbatelle per andare poi a immetterle in primavera, diciamo in tardo inverno a dimora, in modo tale che poi possano germogliare e possano poi svilupparsi nel modo corretto. Poi andiamo a fare anche altre operazioni, per esempio andiamo a creare delle margotte. Avete visto alcuni video che abbiamo dedicato, magari vi lasciamo qualche spezzone in fase di montaggio. Quindi andiamo a selezionare un tralcio proveniente dalla vite madre, andiamo a interrare questo tralcio all'interno della terra e questo poi ci dà origine a una nuova vite, e quindi in questo modo riusciamo ad andare a rimpiazzare alcune fallanze. La principale causa, diciamo, di queste fallanze principalmente è diciamo il mal dell'esca, e oltre ovviamente a un deperimento più o meno pseudo naturale delle viti. Ovviamente in impianti abbastanza vecchi è abbastanza frequente, insomma, che alcune viti effettivamente arrivino a fine carriera, è normale. Però ecco, alcune varietà e soprattutto alcuni vigneti, alcuni appezzamenti, abbiamo avuto dei forti attacchi di mal dell'esca, soprattutto l'estate scorsa, ma anche nelle estati precedenti. Come dicevamo, in questo momento ci troviamo in un vigneto di Merlot, ormai siamo pronti per la vendemmia. Siamo passati nelle settimane scorse a fare un passaggio veloce con la defogliatrice pneumatica della Olmi per fare una defogliatura, quindi esporre meglio i grappoli al sole, in modo tale da creare le condizioni migliori per un ultimissimo, diciamo, periodo di maturazione, e quindi ormai siamo pronti per andare a raccogliere queste uve. Ma in questo video non vi parleremo appunto della vendemmia, nonostante siamo alle prese e siamo in piena fase di raccolta, ma oggi siamo un attimo fermi perché, essendo una giornata umida, uggiosa, ha piovuto stanotte e sta un po', diciamo, ogni tanto viene giù qualche goccia, abbiamo preferito attendere, quindi sospendere una giornata la raccolta. Riprenderemo domani, e oggi appunto ci concentriamo su questo lavoro un attimo di monitoraggio anche delle viti che appunto abbiamo in questo appezzamento. Se vi ricordate, fine inverno scorso avevamo fatto un video sulla dendrochirurgia, un piccolo esperimento che avevamo fatto su 2 o 3 piante, quindi anche non ha nessun interesse o comunque nessun peso diciamo statistico all'interno della nostra azienda, ma era stato un piccolo esperimento per cimentarci un po' in quella tecnica, per capire alcune diciamo eventuali soluzioni che potrebbe dare, nonostante avessimo subito capito che fosse comunque un lavoro abbastanza impegnativo da un punto di vista economico, dal punto di vista del tempo, quindi sicuramente non strategico per la nostra azienda. Ecco, nonostante questo comunque abbiamo provato a cimentarci con questa tecnica, e in questo momento ci troviamo proprio nel vigneto in cui avevamo fatto questa piccola prova. Quindi siamo andati a selezionare alcune piante che presentavano dei piccoli segni deboli di mal dell'esca, quindi avevano alcune foglie che avevano i sintomi tipici del mal dell'esca, però erano poche foglie all'interno della pianta, e volevamo capire se adottando questa tecnica la pianta comunque poteva poi migliorare, poteva non presentare sintomi, oppure quest'anno avremmo trovato sintomatologie invece importanti o meno. Insomma, ecco, eravamo curiosi di capire un po' la situazione. Quindi oggi vi facciamo vedere un po' come si sono comportate queste piante. Ecco, questa è una delle piante che, diciamo, abbiamo selezionato l'anno scorso. Si vede che ha il suo carico di uva quest'anno, quindi una buona produzione, anzi molto buona, e qui si vede un po' il lavoro che abbiamo fatto durante, diciamo, il periodo invernale su questa pianta. Avevamo asportato una buona
fetta di legno diciamo secco, legno quasi spugnoso, se vi ricordate, e avevamo conservato tutta la parte invece diciamo fresca, verde, quella parte diciamo attiva dove la linfa comunque poteva appunto scorrere. Come dicevamo, questo è il risultato. Al momento non presenta sintomatologia, siamo molto contenti soprattutto perché insomma è tornata e ha mantenuto diciamo il carico di frutta. Sappiamo benissimo che il mal dell'esca è un complesso molto complicato, per cui ovviamente come dire, è difficile dire che questa situazione, questa tecnica ci abbia portato a risolvere la malattia per questa pianta, per cui è difficile tirare le conclusioni soprattutto dopo un anno, perché sappiamo benissimo che purtroppo il mal dell'esca ha delle curve dove presenta magari dei picchi alcune stagioni sembra praticamente non essere, o non proprio essere debellate, ma comunque non essere così pesantemente provate appunto le piante, e quindi ci sono diciamo delle ondate, possiamo chiamarle, per cui in questo momento effettivamente dopo un anno è difficile. Sarebbe interessante venire a monitorare queste piante a distanza di 2, 3, 4 anni ed effettivamente in quel caso lì forse si potrebbe avere già un quadro un po' più preciso. In questo momento ci piaceva un po' condividere con voi, dato che avevamo fatto questo video sulla dendrochirurgia, un po' i risultati, consapevoli ovviamente che effettivamente è difficile trarre delle conclusioni dopo un solo anno, purtroppo. Questa è l'altra pianta che abbiamo, diciamo, sulla quale siamo intervenuti quest'inverno. Vedete anche qua un bel solco netto all'interno del fusto, quindi una pulizia di tutta quella parte un po' più secca, più spugnosa, più morbida anche, quindi meno vitale, con il mantenimento ovviamente del circuito. Eccolo qua, tutta la parte linfatica viene mantenuta sia da un lato che dall'altro. Qua ci spostiamo appunto dall'altro lato e si vede come appunto questo circuito linfatico venga mantenuto diciamo da una parte e dall'altra. Anche in questo caso la pianta non presenta sintomatologia, anzi ha una bella carica di uva, anzi anche troppa. Anche per quanto riguarda la parete fogliare è sicuramente in buon stato di salute, quindi al momento la stagione non ha compromesso quella che è la, diciamo, vitalità della pianta, anzi sicuramente molto in forma. Ecco, diciamo quest'anno non abbiamo avuto grossi attacchi di sintomi, più che altro di mal dell'esca. Come dicevamo prima, ci sono un po' degli andamenti altalenanti durante le stagioni, alcune stagioni come soprattutto la stagione scorsa, dove veramente i sintomi del mal dell'esca erano veramente molto evidenti e molto frequenti all'interno dei vigneti. Ecco, già alle mie spalle si può vedere che comunque il colore predominante diciamo è il verde. Nonostante questo, ecco, abbiamo alcune sintomatologie, alcune piante sintomatiche, ve le facciamo vedere subito. Eccone qua una. Ecco, questa è la classica foglia, diciamo, tigrata, sintomo di mal dell'esca. Qua non c'è neanche tanto male, nel senso che comunque l'uva ce l'abbiamo. Per quest'anno dovremmo portare a termine la vendemmia, appunto, dato che è imminente ormai, tra domani, dopodomani al massimo, questo merlot va vendemmiato. Però è evidente come appunto dicevamo alcune piante presentano queste sintomatologie. Ecco, anche in questo caso è evidente come all'interno di una parete bella verde emergano questi colori che sono tipici, ecco, del mal dell'esca. Ecco, anche in questo caso diciamo siamo abbastanza fortunati perché l'uva è presente, anzi quasi abbondante, quindi i sintomi probabilmente sono abbastanza tenui, non troppo pesanti. Alcune viti invece ovviamente presentano sintomi molto più gravi e quindi anche la vite stessa è già deceduta. Ovviamente per la gestione delle complesse del mal dell'esca è veramente, diciamo, complicata e diciamo si deve lavorare su più fronti. Purtroppo il mal dell'esca è una di quelle patologie della pianta che forse insieme alla flavescenza dorata ci crea maggiormente problemi, perché per quanto riguarda peronospora, oidio, tignola se vogliamo, ci sono delle tecniche ormai abbastanza comprovate e dei sistemi
sia di prevenzione che di cura abbastanza validi e, almeno per quanto riguarda la nostra azienda, per come siamo organizzati noi, abbastanza attuabili. Per quanto riguarda la flavescenza e purtroppo anche il mal dell'esca, queste armi vengono un po' meno, perché ovviamente sono delle problematiche molto più ampie, molto più complesse e contro le quali bisogna lavorare su più fronti e non sempre si riesce a essere competitivi, puntuali e precisi nella lotta a queste problematiche. Sarebbe interessante avere anche da voi un feedback, magari lasciateci qualche commento, ci spiegate un po' anche voi la situazione vostra nella vostra zona, magari sia della flavescenza sia del mal dell'esca, e anche magari alcuni suggerimenti, alcune tecniche che adoperate voi. Ovviamente anche noi ci stiamo ormai negli ultimi 10-15 anni, insomma, ci stiamo adoperando affinché si riesca un po' a combattere convivere con queste problematiche, soprattutto con anche il mal dell'esca. Abbiamo adottato alcune, attenzioni, per esempio la potatura di rispetto, quindi una potatura anche fatta di piccoli tagli, gestione abbastanza attenta, nella fase invernale della pianta, proprio per ridurre problematiche legate al complesso del mal dell'esca. Un'altra attenzione che stiamo adottando negli ultimi 4-5 anni forse è quella di andare nei vigneti dove abbiamo più presenza di sintomatologia durante l'annata del mal dell'esca, quindi più piante o morte o comunque con foglie tipiche appunto con i sintomi del mal dell'esca. Cosa andiamo a fare? Andiamo in post vendemmia, prima di iniziare le potature, quindi nel momento in cui hanno ancora le foglie, le piante e sono ben visibili le problematiche, quindi i sintomi del mal dell'esca, andiamo con un forbicione a tagliare tutte quelle piante che hanno sintomi molto importanti di mal dell'esca. In questo modo riusciamo a fare due cose: uno, a portare via il materiale, quindi a eliminare un bel po' di piante appunto malate di mal dell'esca, e soprattutto evitiamo che nel momento della potatura andiamo a portare in giro attraverso i tagli queste problematiche. Ecco, appunto, l'inverno scorso abbiamo provato anche a adottare su alcune piante, come avevamo già spiegato, la tecnica della dendrochirurgia. Oggi vi abbiamo fatto vedere un po' alcuni risultati, alcune situazioni che si sono venute a creare, e quindi ecco, ci è piaciuto condividere con voi questi risultati. Ecco, noi adesso andiamo avanti con i nostri lavori. Come ogni venerdì vi ringraziamo di essere stati con noi. Se volete iscrivetevi al nostro canale. Come sempre vi lasciamo qui in fondo alcune schede in modo tale che riusciate a recuperare magari qualche video se ve lo siete persi. Nel frattempo ci vediamo la prossima settimana con un prossimo video.